Se fossi andato a scuola nel 1938 e il mio compagno di banco, il mio insegnante, fossero scomparsi da un momento all'altro, che cosa avrei fatto? Una domanda che Gad Lerner, affrontando il tema delle leggi razziali in vista della giornata della memoria, ha rivolto ai presenti in Auditorium a Chiavari, pensando soprattutto ai giovani di oggi, ai quali, ha spiegato, va raccontato il cammino che portò allo sterminio degli ebrei, visto che pur non trovandoci nella stessa situazione di 80 anni fa, l'attuale propaganda ha preoccupanti analogie. Con gli argomenti dello scherno, della degradazione dell'altro, dell'idea che gli italiani si difendono isolandosi e preservando, come dire, la fetta di torta solo per sé. Non è questo il modo di affrontare il futuro. Dal palco dell'Auditorium chiavarese, Gad Lerner ha invitato tutti a trovare la forza di non accettare l'ingiustizia anche quando si presenta con il volto della legge. All'epoca, ha sottolineato il giornalista, gli ebrei censiti erano appena 40.000 e dunque bisognava alimentare una massiccia campagna di odio nei loro confronti. Oggi invece è più facile alimentare ostilità nei confronti degli immigrati, una situazione sulla quale occorre vigilare affinché quanto accaduto 80 anni fa non rimanga semplice memoria storica. I barconi non sono certo la causa delle difficoltà che vivono gli italiani, sono in qualche modo un simbolo, no? Di come si possa ricostruire, come dire, un velo di indifferenza. Allontaniamo il problema, se ne occuperanno i libici, non è colpa nostra se da quella parte del mare vengono perseguitati, chiusi in campi di concentramento, non ci riguarda e noi pensiamo ad altro. Io credo che però questa sia una visione molto miope.